Emergenza maltempo in Veneto, molti danni, molti i disagi. Come si risponde a questo stato di cose? Beh, intanto non può essere sempre data la colpa e la responsabilità al tempo. Trovo che questo sia un metodo un po' sbagliato da parte del Presidente della Giunta regionale, secondo il quale le responsabilità sono sempre di altri, lui responsabilità non ne ha mai. È un atteggiamento sbagliato. Nelle precedenti ore abbiamo espresso tutta la massima solidarietà alla protezione civile quando ci sono situazioni di rischio così evidenti per la popolazione. È evidente che da parte anche di chi sta all'opposizione come il Partito Democratico non poteva che essere espressa una disponibilità a dare una mano, a tirarsi sulle maniche, a dare un aiuto ai sindaci e soprattutto ai volontari della protezione civile. Oggi però una riflessione la dobbiamo iniziare a fare. C'è un ritardo abissale in questa regione da parte del Presidente Zaia, non può scaricare le responsabilità ad altri perché la competenza su questa materia è tutta della regione, sia quella relativa alla sicurezza idraulica, sia quella relativa alle scelte urbanistiche che sono state fatte e effettuate in questa regione. Allora, noi diciamo innanzitutto si dia attuazione al piano dal PAOS. Dal PAOS ha indicato quali sono le opere prioritarie per mettere in sicurezza idraulica, si dia attuazione con un timing, con tempi, con finanziamenti. Possono arrivare finanziamenti nazionali? Sì, ne sono arrivati, possono arrivarne ancora? Io immagino di sì, credo di sì, soprattutto per dare una risposta all'emergenza, però il Veneto deve fare la sua parte. Decidiamo un piano decennale di finanziamenti per mettere in sicurezza il Veneto e su questo assumiamoci tutte le nostre responsabilità. Non è pensabile che non si realizzi l'idrovia Canale Scolmatore Padova-Venezia che mette in sicurezza tutta l'area del Veneto centrale, quella che ha sofferto di più in queste ore, solo perché il Presidente Zaia continua a usare ogni argomento per fare polemica. Sta governando la Regione Veneto, dia delle risposte perché a questo è chiamato. E poi aggiungo altri due fattori, smettiamola di cementificare il Veneto. Avete fatto un piano casa, la Regione ha dato il via libera a un piano casa che ricimentificherà grossa parte del Veneto. Non è pensabile. Con una sicurezza idraulica così difficile dobbiamo dare la priorità all'ambiente e non alla cementificazione. In secondo luogo la scelta su Veneto City. Questa amministrazione ha dato il via libera a una grande colata di cemento al centro del Veneto, un nuovo centro commerciale, si ritorni su quella scelta, lo ha spiegato anche il segretario della Lega Nord Matteo Salvini quando è venuto in visita in Veneto, ha detto stop ai centri commerciali. Hai capito Zaia? Stop ai centri commerciali. Allora torniamo in Consiglio regionale e rimettiamo in discussione quella scelta di Veneto City. Queste sono due scelte che vanno coerentemente a difesa e a tutela del nostro territorio.